Buonasera a tutti, mi presento, sono Quadro Stefano, direttore del Consorzio Vini Venezia, sono alla direzione del Consorzio da ormai 3 anni, vi porto ovviamente i saluti dell'intero Consiglio di amministrazione del Consorzio, ovviamente anche da parte di tutti i soci produttori. Ovviamente saluto Francesco Pagani e Giampaolo Breda. Buonasera a tutti, buonasera Stefano. Ciao Francesco, ciao Giampaolo, che ci supporteranno durante questo tasting dedicato al territorio della Piave Doc, del Piave Doc. Saluto ovviamente anche le 3 aziende, rispettivamente in ordine la cantina Pizzolato, ci dovrebbe essere l'enologo Zamai, se non ricordo male, Luca. Buonasera. Certo, buonasera. Saluto poi la cantina Antonio Fachin, scusate, figli, che dovrebbe essere presente, se non ricordo male, con Elena Bonotto e Eleonora Giacomin. Buonasera. Buonasera anche a voi. E poi Cecchetto Fabio per la cantina Cadiraio, che saluto ovviamente. Ciao Fabio. Durante questo appuntamento andremo ovviamente a parlare di questo territorio che gravita, diciamo, si stende fondamentalmente da nord verso sud lungo il fiume Piave, parte dai piedi delle colline del Montello e del Conegliano e arriva fino alla foce del fiume Piave, per l'appunto a Cortellazzo, quindi siamo in provincia di Venezia, termina nel territorio amministrativo della città lagunare. Andremo a degustare, oltre che a parlare di territorio del Piave, quei 3 vini proposti dalle 3 aziende, ovvero il Manzoni Bianco biologico annato 2020 di La Cantina Pizzolato, il Cabernet Piave Doc annata 2017 della cantina Antonio Fachin e Figli, e infine ovviamente non può mancare, quando si parla di territorio del Piave, il Raboso Piave Doc dell'azienda Cadiraio. Il Consorzio Vini Venezia, come vi dicevo, a cui sono alla direzione da 3 anni, nasce a fine 2010 grazie all'unione di 2 consorzi storici presenti nel territorio dell'Isonpra Maggiore e per l'appunto nel territorio della Piave Doc. Questi 2 consorzi si mettono assieme per l'appunto a fine 2010 e fanno nascere questo consorzio di tutela e promozione che si chiama per l'appunto Consorzio Vini Venezia, un consorzio al cui interno troviamo 5 denominazioni. Una di queste la andremo a scoprire nei prossimi 60 minuti, per l'appunto la Piave Doc, e le altre 4 denominazioni, ovvero l'Isonpra Maggiore Doc, il Malanotte del Piave di OCG, il Lison di OCG e infine la denominazione, diciamo, più giovane che gravita all'interno del territorio amministrativo di Treviso e di Venezia, per l'appunto la Venezia Doc. Quindi 5 denominazioni, 50 tipologie di vino differenti circa, che si raggruppano all'interno di queste 5 DO. 60 minuti ovviamente che vogliono essere vissuti in maniera conviviale, vedo già delle videocamere accese, il mio augurio è che rimaniate collegati e che vi fate vedere in maniera tale, insomma, che questa oretta, insomma, sia piacevole, conviviale, ora di aperitivo o forse per qualcuno di cena, ma non vi preoccupate se vi vediamo, insomma, in tenuta magari non delle più consone, ecco. Siamo tra amici fondamentalmente. Vi invito ovviamente ad interagire con noi durante i vari interventi dei redattori, quindi con Francesco che funge da moderatore, di Giampaolo e delle 3 aziende, quindi non serve aspettare la fine. Se avete piacere di interagire o di portare dei vostri contributi, ben venga assolutamente.
Io avrei terminato, rimango ovviamente collegato, cedo la parola a Francesco e a Giampaolo e via via poi anche alle aziende. Bene, bene, grazie Stefano. A questo punto, beh, diciamo che sì, io ho il ruolo di moderatore, ma lascio la parola sapientemente a Giampaolo, in quanto vorrei da parte sua un'introduzione al territorio del Piave. Grazie mille. Certo. Grazie, buonasera a tutti. Allora, i miei ringraziamenti ovviamente vanno al Consorzio, il Consorzio di Venezia, e a tutti voi che avete aderito e che state partecipando a questo appuntamento. Allora, in questo appuntamento si parla di Piave, Doc Piave, Piave, un fiume ma anche un'area decisamente importante per la produzione vitivinicola. È particolarmente ampia se andiamo a vedere cosa ci sta attorno, perché abbiamo delle produzioni, abbiamo delle denominazioni anche con numeri importanti e con prodotti decisamente di rilievo importanti, ma il volume che riesce a sviluppare quest'area e soprattutto la storia che accompagna la viticoltura da secoli, potremmo dire, in quest'area è decisamente unica. Quindi praticamente stiamo parlando di quest'area che si estende lungo, come dire, quel corso del fiume Sacro che insomma ha fortemente forza evocativa, il fiume stesso, ma ovviamente anche tutti i luoghi che si sviluppano attraverso il corso del fiume. Ovviamente verso tutto quello che è la testimonianza di avvenimenti bellici legati alla Grande Guerra. Ripercorrendo così un viaggio su queste terre, che abbiamo detto, insomma, territorio piuttosto ampio, sarà possibile scoprire come in realtà sono diversificate almeno in tre grandi aree, in tre grandi zone, con tre riferimenti anche diversi, se vogliamo. Tutti collegati a quello che è il mondo contadino, ma ancora una volta legati anche a quello che è il mondo della Serenissima, quindi la Serenissima Repubblica di Venezia. Allora, qui siamo fondamentalmente intanto in pianura, dobbiamo chiaramente prendere coscienza di questo, siamo quindi nel letto del fiume o comunque nell'area plasmata da questo corso del fiume, in cui da sempre, insomma, ecco, le attività erano legate a allevamento del bestiame, banco da seta e ovviamente sempre questa grande attività legata alla viticoltura. Caratterizzato questo paesaggio antropico anche da quelle che sono casali, ville anche patrizie dei veneziani, e queste costruzioni con grandi portici, archi, sempre con la caneva, che sarebbe la nostra cantina, e poi ovviamente questa assumeva sempre la connotazione il posto più importante. E poi con la caneva c'era sempre il foguer, cioè la cucina, quindi il focolare domestico, ma focolare anche per il ritrovo ovviamente di fine giornata lavorativa e di questa grande attività che si svolgeva nei campi. L'attività in passato spesso era di carattere promiscuo, quindi legava l'attività viticola anche ad attività agricola, che spesso obbligava quasi alla costruzione di un ambiente di filari piuttosto ampio in maniera tale da permettere all'interno altri tipi di coltivazioni e quindi ecco la promiscuità che poi, se vogliamo risalire ancora più a fondo nel passato, era addirittura anche all'interno del filare stesso, perché solo negli ultimi 25-30 anni si parla di monovarietale, ma un tempo anche all'interno del filare stesso c'erano diverse varietà, quindi c'era proprio anche la difficoltà di andare a capire qual era il raboso, il cabernet e quant'altro.
Farei un passo un attimo indietro, anche giusto per fare un excursus di carattere storico, per capire bene la suddivisione in queste tre aree che ho presentato inizialmente. Allora, innanzitutto dal punto di vista storico dobbiamo andare un po' indietro nel tempo e andiamo all'epoca romana per capire il peso che quest'area produttiva rivestiva e riveste tuttora, come testimonianza ovviamente per la realizzazione di quelle che erano degli impianti di coltura che già facevano riferimento ad produzioni viticole. Il raboso è il testimone, no, potremmo ripercorrere quel tema di Plinio il Vecchio, il Picina omnium nigerrima, quel vino nero come la pece, che pare sia appunto il raboso, ma tornando al discorso dell'epoca romana, qui nell'area di Oderzo, o Vitergium, no, abbiamo proprio un punto nevralgico di collegamento su quella che è una delle prime strade del vino. È proprio quella via che collegava Genova ad Aquileia, e sto parlando ovviamente della Postumia. Quindi una delle prime arterie fondamentali in cui i romani espandevano, quindi portavano quello che erano le produzioni tipiche, voglio dire, delle zone conquistate anche in altre terre di conquista. Con la caduta dell'impero romano queste terre vengono invece lasciate un po' a se stesse, il bosco comincia a riprendersi un po' quello che era stato conquistato dai romani, e ovviamente le terre venivano date ai veterani che facevano la guerra in pratica come regali. Ed ecco che nuovamente queste terre tendevano ad essere ricoperte da paludi, da acquitrini, quindi grande difficoltà nuovamente. Soltanto in età comunale abbiamo un aumento nuovamente della popolazione e si inizia a disboscare, bonificare, e quindi si tiene conto nuovamente di quello che è il peso specifico dell'attività agricola, ma anche della propensione della zona all'attività viticola. Quindi ecco che si comincia già a fare una distinzione sulla parte destra e sinistra del Piave, ed ecco che praticamente nella parte destra siamo di fronte a delle zone più sviluppate, come dire, dal punto di vista agricolo, e sono le stesse in cui la dominazione veneziana andava già a porre le basi per quelle che saranno poi le future ville, le future tenute, dove i patrizi, i signori passavano le estati, mentre la parte ancora alla destra del Piave è ancora un po' indietro, e quindi zona di più lenta bonifica. Ecco, le bonifiche qui durarono veramente molti anni. Ma dalla seconda metà del XV secolo, ecco che ci fu veramente un grande acquisto di queste terre da parte dei veneziani. Ricordiamoci che la Serenissima c'ha il primo momento, lo stato d'amar, no, in cui si dice lasciamo stare la terra e coltiviamo il mare, ma poi c'è un ritorno alla terra, ed ecco che tutta l'attenzione va nella terraferma, e i mercanti, i patrizi, che nel frattempo si erano arricchiti con queste attività mercantili, cominciano ad acquistare delle terre all'interno, e terre che vanno a ricoprire anche quest'area del Piave. Quindi ecco che queste ville, queste grandi estensioni anchivitate dietro le ville stesse, cominciano a svilupparsi già dal 1450 al 1500 in poi. Poi è chiaro, insomma, andremo nel 1800 per riuscire a vedere come questo ambiente si sviluppa con numerosi boschi, presenza di ville, viali, grandi campagne, e grandi appunto anche orti con attività viticola proprio dietro a queste tenute. Nel Novecento ovviamente si comincia a parlare di coltura specializzata, quindi cominciamo a porre le basi verso quello che sarà anche il futuro della produzione all'interno dell'area Piave, che rimane pur sempre una espressione di una viticoltura di carattere misto. Sappiamo tutti molto bene la storia del 1900, di cosa succede. Qui siamo protagonisti
oltre che del flagello, no, della fillossera, dell'Ovidio, Peronospora, eccetera, anche della Grande Guerra. Qui abbiamo delle cantine che vengono distrutte dalle bombe, cioè testimonianza che si può cogliere anche attraverso fotografie e quant'altro, quindi vissuta in prima persona. Ma torniamo a queste tre aree, queste tre zone. Allora, la prima zona è, potremmo dire, che è quella più vicina al mare, ecco, dell'area del Piave, quindi la parte finale del corso del Piave. Ed è quella che viene definita come l'area delle vigne dei Dogi e dei vigneti della Serenissima, e va un po' da Oderzo fino a Roncade, e fa riferimento proprio a Opitergium, quindi a Oderzo, come quel punto fermo nevralgico in cui c'è la storia più antica per quanto riguarda la viticoltura. La seconda zona invece è quella che va da Roncade fino a Cimadolmo. Francesco, forse tu conoscerai Cimadolmo anche per gli asparagi, forse ne avrai sentito parlare, non lo so, chiaramente. È un'area decisamente interessante per diversi motivi. E questa è quella zona cosiddetta delle grave. Qui troviamo anche l'area più sassosa. Qui siamo un po' più a monte per quanto riguarda il corso del fiume. Ragioniamo in quella definizione quando si dice il Veneto è figlio del fuoco e dell'acqua, no? Il fuoco ci rifà ovviamente a terreni di origine vulcanica, ma dell'acqua invece fa riferimento proprio ai corsi dei fiumi che numerosi partono dalle Alpi, quindi da aree con anticamente ghiacciai, e portano con sé ovviamente con azioni di erosione, rotolamento e via dicendo, degli elementi che man mano che il corso del fiume si avvicina alla foce diminuiscono nell'entità, quindi ecco perché dico che nella parte un po' più a nord dell'area del Piave troviamo ancora degli elementi più grossolani, e quando si parla di grave si parla proprio di elementi più sassosi, troviamo proprio i sassi bianchi. Ci sono alcune zone anche verso San Polo di Piave, Ponte di Piave, in cui c'è uno spettacolo proprio quando il Piave magari non è così in piena, e recentemente lo è molto poco, si ha uno spettacolo appunto con questi sassi. E poi abbiamo, ecco, nella zona B comunque dicevo andiamo fino a Cimadolmo, e qui nasce quella liaison tra vino e villa, quindi anche qui prendono vita queste ville patrizie, veneziane eccetera, che però con il passare del tempo diverranno delle vere e proprie cantine. Quindi quella liaison vino-villa vuol dire che andar per ville corrisponde al detto andar per vino. Quindi ecco che questo binomio appunto è molto stretto, molto legato. L'ultima zona, invece, quella che va da Cimadolmo a Oderzo, invece è proprio quella più rappresentativa invece per quanto riguarda uno dei nostri protagonisti della base empelografica del Piave, e è il vitigno più antico, che è proprio il Raboso. E qui l'atmosfera che si vive è proprio su tradizioni antiche, scorci che lasciano intravedere il fiume e dietro delle chiesette isolate con alcune addirittura dei preziosissimi affreschi, perché Stefano sa molto bene, no, quella storia ovviamente di quell'affresco che si trova nella chiesa di San Giorgio a San Polo di Piave, che risalente dal VII-VIII secolo, in cui abbiamo i gamberi di fiume dell'ultima cena con Gesù Cristo, e pare che sopra il tavolo ci sia un vino rosso, e a noi piace pensare che sia Raboso, no? Quindi ecco, questa è forse così anche una storia che si può raccontare. Un curioso abbinamento, mi permetto di aggiungere. L'abbinamento, poi lì direi che non possiamo dire niente. Alziamo le mani. Alziamo completamente le mani, ma ti interrompo un secondo, Giampaolo, perché volevo chiederti una cosa prima di passare alla prima degustazione. Se tu dovessi descrivere con 3 parole quello che una persona come me che arriva dall'esterno si deve aspettare dal Piave, cosa mi racconteresti come personalità, come sensazioni, come stile?
ti racconterei un po' quello che si vive in questa terza zona, come dire, in quella che stavo raccontando adesso, cioè quest'uva innanzitutto che si fa portavoce di un'attività viticola veramente antica, in quella che è una delle espressioni più particolari dal punto di vista del terroir, perché qui abbiamo quella composizione del terreno un po' più grossolana, abbiamo detto, e un po' più severa, se vogliamo, anche il tipo di attività viticola che in questo caso si sviluppa, ma noi sappiamo che comunque quest'uva è decisamente resistente, no? Raboso pare che derivi proprio da rabbiosa, quest'uva capace di resistere a intemperie, e la prima a germogliare, l'ultima ad essere vendemmiata. Quindi quest'uva particolarmente resistente, che si fa portavoce proprio di una viticoltura di qualità. Qui abbiamo i riferimenti anche verso quella che è la parte più moderna del Raboso, perché tra i vari borghi ce n'è uno proprio in questa terza area che si chiama Borgo Malanotte, in cui si va a vivere questa nuova realtà fatta di un Raboso con gli angoli un pochettino più smussati, con l'uso di una percentuale di uve passite. Quindi ecco che dalla parte più tradizionale e antica riusciamo a spostarci in quella un po' più moderna e internazionale, facendo convivere queste due realtà. Quindi ecco, io Francesco ti direi innanzitutto di sederci nella prima locanda o osteria che si trova, perché lì capisci veramente anche la particolarità dei piatti, e poi la bellezza di abbinarci proprio un Raboso con la classica acidità, la nota tannica, queste durezze, per capire anche come si rispecchia in quell'anima, nell'anima del vino, l'anima dell'uomo che ha vissuto proprio a quelle terre, perché è un binomio proprio che è vicinissimo. Quindi l'invito è: appena vieni da queste parti, ci sediamo da qualche parte, così ci possiamo fare. Naturalmente Stefano, sei invitato. Bene, ti ringrazio moltissimo anche per l'invito, ma anche per questa introduzione molto, molto esaustiva sul territorio. Quindi a questo punto direi che è giunta l'ora di chiamare in causa Luca Zammai di Cantina Pizzolato per iniziare il primo assaggio e fare magari un brindisi benaugurante di questa nostra condivisione. Eccoci, benvenuto Luca. Buonasera a tutti, buonasera Francesco. Buonasera. Allora, qui stasera, scusate, io ho un sistema per poterlo refrigerare e non dover correre al frigorifero. Stasera assaggiamo il Manzoni bianco, giusto? Certo, questa sera noi vi presentiamo il nostro Manzoni bianco, o Manzoni 6013, sapete essere un vino autoctono trevigiano, infatti è uno dei cloni, diciamo, più diffusi e più importanti tra quelli ideati dal professor Luigi Manzoni, che è stato negli anni 30 preside della scuola enologica di Conegliano. Un vitigno che nasce dall'incontro tra il Riesling Renano e il vino bianco, e un vitigno che ha ha la caratteristica di adattarsi molto facilmente a vari microclimi e territori. Infatti, oltre a trovarlo diffuso nella nostra zona dove è autoctono, quindi in Veneto, lo troviamo anche in Friuli, compare anche in una DOC trentina, ma poi anche nel resto d'Italia, in altre zone come l'Umbria, le Marche e la Puglia. Quindi veramente un vitigno versatile. I vini che escono dalle uve di Manzoni sono generalmente dei vini eleganti, fini e sapidi. Quindi ha veramente tutte le potenzialità per essere un bianco importante, un vino bianco di qualità. Se vogliamo degustarlo, si presenta un colore giallo panerino con dei riflessi verdonoli. Al naso io percepisco dei fiori bianchi. C'è una bella freschezza, se devo dire, un naso molto fresco, un vino estremamente arioso, bello. Comunque fine ed elegante, se sei d'accordo con me, Francesco. Assolutamente, profilo aromatico molto.
Percepisco inoltre una leggera nota balsamica di piante officinali come il timo. Giampaolo, chiaramente puoi intervenire liberamente sulla degustazione. Ma magari due parole così possiamo aggiungerle, anche pensando l'origine, no? Abbiamo detto che Riesling, Renano, Peppino Bianco, c'è quella nota anche leggermente aromatica che esce ed è molto molto piacevole. La caratteristica la troviamo anche al palato, come tutte quelle uve leggermente aromatiche ti lascia anche un finale leggermente amarogno, amaricante, ma molto molto accattivante, piacevole. Io dal punto di vista visivo non ho nulla da aggiungere perché chiaramente è tecnicamente ben fatto, limpido, perfetto, un bellissimo paglierino, lucente. Nella parte olfattiva, ecco, mi permetto di aggiungere, ecco, forse quella nota anche legata al mondo esotico, un po' di frutta esotica, anche un po' di pesca bianca, oltre ovviamente sì anche alla nota della classica mela, insomma, ecco che ci può stare. E poi anche decisa una nota floreale, molto floreale, io lo trovo molto floreale, legata questa nota floreale anche al mondo delle erbe aromatiche, quindi c'è questo ricordo magari di biancospino, ginestra, eccetera, con però anche un collegamento quasi ad una sensazione legata alla salvia, ecco, leggermente così, magari arriva in seconda parte. Sì, però sono degli aromi molto discreti, sono gestiti con discrezione questi aromi, non è un naso esplosivo, è un naso comunque piuttosto fine che piano piano si svela e tira fuori tutta la sua complessità. Non lo trovo un vino esplosivo al naso, non ha un'aromaticità così forte e questa cosa a me piace molto, tra l'altro. Beh, direi di fare un brindisi prima di fare la parte del palato, se siete d'accordo. Assolutamente sì, assolutamente sì. Cino? Sì. Beh, direi un bel palato sapido, di corpo medio e ha una buona persistenza, alla fine finisce bene, Ha una bocca molto diretta, una bella freschezza, piuttosto dritto, un vino che si percepisce quella componente di sapidità di cui parlavi prima, Luca. Non so, vuoi aggiungere qualcosa, Giampaolo, sulla parte del palato? Nella parte gustativa io mi sono ritrovato con anche una buona spalla, cioè a volte il vino bianco, no, te lo aspetti sempre così molto leggero, a volte invece in realtà questo, come dire, profilo olfattivo anche molto completo trova supporto in un sorso che probabilmente riesce a tenere anche qualche piatto così di media struttura, quindi quella nota sapida si sposa comunque anche con una componente alcolica che non passa inosservata e che sostiene molto bene il sorso con un po' di morbidezza che sicuramente non guasta. Il tutto si accompagna in questa nota finale che, oltre ad essere tipicamente sapida, è anche leggermente amarognola e questo potrebbe stimolare ulteriormente, insomma, ecco, qualche riflessione anche su abbinamenti e quant'altro. C'era una domanda invece che volevo fare a Luca che ho visto poco tempo fa, ci siamo visti oltretutto poco tempo fa in cantina, e c'è una percentuale che passa anche in barrique, mi pare, o comunque nel legno, una piccola percentuale, perché al naso non si percepisce, però al palato una leggera morbidezza in più, effettivamente volevo chiedere conferma di questo. In effetti Giampaolo volevo proprio intervenire per svelarvi, tra virgolette, quali siano le nostre metodologie di produzione per questo Manzoni bianco. Raccogliamo l'uva naturalmente a mano e di particolare, di diverso dal solito, facciamo una macerazione prefermentativa a freddo, impressa, con l'obiettivo naturalmente di tirar fuori qualche aroma in più rispetto a una normale vinificazione del bianco. E poi, una volta pressate le uve, il mosto va a fermentare per la maggior parte appunto in vasche d'acciaio a 18 gradi con lieviti selezionati, ma una parte
fermenta in barrique di legno, barrique nuove con bassa tostatura, ma non solo barrique di rovere naturalmente francese, utilizziamo anche qualche barrique da caccia. Di per sé, naturalmente, il rovere si presta benissimo, è il miglior legno per invecchiare, per tirare un vino, questo lo sappiamo tutti. Però la particolarità che dà la caccia, diciamo che nel taglio complessivo che facciamo poi nella primavera successiva alla vendemmia, ci dà qualche nota diversa nel complesso. Naturalmente la percentuale di legno è molto bassa perché l'idea, come avete visto in degustazione, non è quella di proporre un vino impegnativo dove il legno va a intervenire a snaturare il prodotto, coprire gli aromi principali, ma deve solo dare una leggera sfumatura. Ecco che al naso, come dicevi Giampaolo, è praticamente quasi impercettibile, non si sente un po' al palato, ecco. Quindi sono d'accordo con te che naturalmente aggiunge un po' di rotondità, quella che è magari la nota alcolica che già un po' di rotondità porta con sé. Attenzione, non sto parlando di un vino, come dire, caldo, alcolico, sto evidenziando un aspetto che secondo me è piacevole e non scontato, ecco. Quindi il fatto appunto che ci sia questa leggera morbidezza in un prodotto magari che parla di gioventù dal punto di vista olfattivo in maniera magari decisa e importante, anche con una leggera nota aromatica probabilmente portata, ecco, da questo Riesling renano che comunque è sempre padre o madre, è padre. Spesso è divertente sentire l'evoluzione e assaggiare diverse annate di Manzoni Bianco, perché a volte davvero è incredibile come fuoriesca in questi momenti diversi di affinamento, ma anche appunto di annata, uno dei due genitori, padre o madre che siano, insomma. Allora, per concludere, io ti chiederei a Luca e a Giampaolo un piatto imperdibile con questo vino, da abbinare a questo vino, visto che siamo comunque in un orario anche insomma, in cui iniziamo ad avere anche un certo appetito, 2 piatti imperdibili del territorio che possono sposarsi bene con questa interpretazione del Manzoni Bianco. Prego Giampaolo, parti tu. Ma io ci penserei veramente poco, andrei proprio con un tagliolino al nero di seppia. Oh, che bello. Mi piace molto. E Luca, tu invece? Sono d'accordo naturalmente con Giampaolo, che sicuramente è l'esperto della situazione, ma quando prima ci ha parlato della zona del Piave in cima d'Olmo, mi è subito venuta voglia di primavera e di risotto con gli asparagi. Beh, sono piuttosto d'accordo anche con quest'altro abbinamento. Chiaramente mi trovate molto d'accordo anche per via dell'orario, quindi è un qualcosa che nasce da delle esigenze anche, assolutamente. Bene, grazie mille Luca per vorrei raccontarvi un'ultima cosa sulla bottiglia, in particolare sul packaging di questo prodotto, una cosa veloce. Il nostro incrocio Manzoni fa parte, assieme ad altri vini della nostra cantina, di una linea Back to Basic che nasce per il 40° della nostra azienda. E questa linea è fatta appositamente, segue un tema che è molto attuale, che è questo della sostenibilità ambientale. E quindi la bottiglia che avete tutti davanti a voi utilizza un vetro, un wild glass, che è costituito da una miscela del 94% di vetro riciclato. Inoltre è personalizzata con questa particolare texture irregolare che la rende tutto sommato unica. Il tappo è un tappo in sughero della Monier Cork, naturalmente sughero naturale riciclato, che ha una compensazione di 297 grammi di CO2, e l'etichetta fatta in un unico corpo proviene al 100% dall'industria del cotone, in sostanza da scarti di industria del cotone. Costituita, dicevo, in un'unica fascia e stampata in questa
maniera particolare, dove l'inchiostro utilizzato è pochissimo, appunto sempre con l'idea di impattare poco a livello ambientale. Ci tenevo a presentarvi questo packaging perché è molto attuale e secondo noi molto originale. Grazie infinite, e a questo punto diamo il benvenuto all'azienda Antonio Facchin. Purtroppo vedo se il collegamento è solo Antonio, ma non credo che la signorina si chiami Antonio, quindi buon benvenuta. Buonasera a tutti, io sono Elena. Innanzitutto grazie al Consorzio Vini Venezia per questa bellissima iniziativa e per questa opportunità che ci viene offerta questa sera per presentare quella che è la nostra realtà e per presentare anche quello che è uno dei nostri prodotti. Io lavoro per l'azienda ormai quasi da 2 anni. È un'azienda che nasce nel 1870 a San Polo di Piave, è una realtà che ha avuto un legame sempre molto stretto con la storia e la cultura di quella che è il territorio in cui si trova, quindi un territorio soprattutto vitivinicolo. Il fondatore, Antonio Facchin, ha iniziato con pochi ettari di viti di Raboso in un'area limitrofa al fiume Piave. Con il passare degli anni si sono susseguite le varie generazioni che hanno mantenuto l'attività e l'hanno anche sviluppata. E oggi è condotta dai fratelli Angelo e Giuseppe Facchin, che si occupano prevalentemente della parte, diciamo, vitivinicola, mentre la sorella Giusy gestisce l'agriturismo, che è stato avviato nel 1995 a seguito della ristrutturazione della casa padronale. E qui mi riallaccio un po' al discorso che faceva prima il dottor Breda, in quanto comunque l'agriturismo propone sempre piatti tipici del nostro territorio e legati soprattutto alla stagionalità, quindi molti piatti a base del radicchio, a base appunto dell'asparago di Cimadolmo, e sempre in abbinamento con i nostri vini. E oggi l'azienda conta circa 70 ettari, sono dislocati in diversi comuni della Marca Trevigiana, e questo ci permette di differenziare la tipologia del prodotto offerto. All'interno dell'azienda viene tutto il processo completo, quindi dalla cura e la manutenzione della vite, alla raccolta dell'uva, alla vinificazione, l'imbottigliamento e il confezionamento, questo comunque per mantenere il controllo dall'inizio alla fine del processo produttivo e quindi garantire poi la qualità del prodotto. Il nostro vino viene distribuito oltre che in Italia e nei quattro punti vendita che abbiamo, anche all'estero, in Europa, negli Stati Uniti, in Canada e in Giappone. E la passione e la dedizione della famiglia Facchin nel tempo ha ricevuto dei riconoscimenti che sono stati appunto dati a diversi dei nostri vini, soprattutto vini autoctoni. Questa sera però noi vi presentiamo un Cabernet DOC, che è un Cabernet del 2017 con un vaggio di Cabernet Sauvignon e Cabernet Franc. Viene vinificato in acciaio con rimontaggi di 2-3 volte al giorno per una durata di 8 giorni circa. Al termine della fermentazione il vino riposa sempre in acciaio e dopo circa 2 anni viene imbottigliato. È un vino che si presta molto bene all'invecchiamento. Nel corso degli anni l'azienda ha portato diversi restyling alle etichette dei propri vini. In questo caso però è stata mantenuta sempre la stessa etichetta, che risale circa agli anni 80, e proprio per testimoniare e dare comunque valore al legame con la storia della famiglia e del territorio. Infatti questa sera ho anche una bottiglia del Cabernet 98 e non so se riuscite a vederla, cambia di colori però fondamentalmente è la stessa. Il personaggio che vedete in etichetta è l'antenato di cui vi dicevo prima, il signor Antonio Facchin. Io adesso lascerei la parola a Giampaolo Breda per la parte degustativa e approfondimento. Assolutamente. Grazie mille.
Prego Giampaolo. Grazie Elena. Sentivo parlare di, Elena, di invecchiamento, e devo dire che ogni volta che mi sono trovato di fronte una vostra bottiglia mi ha sempre stupito per la capacità evolutiva. Quindi quel termine appunto di evoluzione, di invecchiamento di cui accennavi, e soprattutto la bottiglia che ci hai fatto vedere ma non ci hai fatto assaggiare, resterà. Sì, perché allora decisamente interessante come appunto si posiziona e come si pone, ecco, l'azienda nei confronti della volontà nel far evolvere i loro vini, a prescindere che sia un vitigno autoctono oppure come in questo caso internazionale. Per quanto riguarda così la parte sensoriale, è decisamente piacevole questo colore ancora vivace, un vino nonostante qualche anno ci sia già alle spalle, buona anche la consistenza sul calice. E la parte olfattiva, ecco, che ci porta proprio nel mondo Cabernet. Allora, questo Cabernet che ripercorre spesso queste due strade della parte un po' vegetale da un lato e un po' erbacea dall'altro. Potremmo parlare del Cabernet nel primo caso, del Cabernet Sauvignon e magari del Cabernet Franc nel secondo caso. In questo caso mi pare Sauvignon sia l'80%, mentre abbiamo una piccola percentuale, un 20% di Cabernet Franc. Interessante anche riconoscere attraverso questo profilo olfattivo l'essenza del vitigno senza alcun tipo di evoluzione, o meglio maturazione nel legno. Quindi qui abbiamo proprio la tipicità di quello che può essere questo vitigno di origine bordolese e via dicendo, ma nell'essenza e nell'espressione di quella che è la zona del Piave. Allora, aperta e chiusa parentesi, io inizialmente dicevo l'area del Piave è un'area che a livello di base ampelografica ha dei vitigni misti. Non è che il vitigno autoctono qui sia più importante del vitigno internazionale. Qui siamo in un'area in cui il peso è paritario, quindi andare a degustare un vitigno internazionale, come in questo caso abbiamo un Cabernet, è riuscire a ripercorrere il territorio e dare la massima espressione al territorio proprio per grande vocazione, non soltanto verso il mondo dei Cabernet, ma anche per esempio alcuni Merlot hanno delle espressioni veramente interessanti nell'area del Piave. Ma torniamo a noi. Dal punto di vista, ripeto, olfattivo, ecco che quindi in prima battuta arrivano queste note vegetali, anche e soprattutto erbacee, una leggera nota speziata, anche leggermente pungente se vogliamo, un po' di nota pepata, ecco, va a caratterizzare, ecco, questo ventaglio olfattivo. Sono molto curioso dell'assaggio per capire se mi ritrovo, no, attraverso il sorso in questa forza, in questa espressione. Beh, direi di sì, Giampaolo. Ed ecco che ci troviamo esattamente con la massima coerenza, ma ma neanche lontanamente con un accenno di stanchezza per mancanza, come dire, di legno, di botte o di quant'altro. Quindi ecco che quell'essenza di cui parlavo, quella forza di cui parlavo, è tutta nel calore veramente di questo calice, nell'espressione che al palato trova maggiore ampiezza ancora, tipicità probabilmente di un territorio, e soprattutto va a chiudere il cerchio su quella che è la parte olfattiva, perché ricordiamoci che il profilo olfattivo di un vino si va a valutare anche attraverso ciò che arriva dal sorso, quindi quelli che vengono chiamati gli aromi di bocca, quindi ciò che ritorna a livello di retrogusto. E devo dire che attraverso il sorso la parte olfattiva prende forma e va a completare attraverso anche questa nota fruttata che all'inizio magari sentivo un po' meno, nella parte olfattiva veniva sovrastata un po' dalla parte erbacea. Ecco che magari il frutto di sottobosco, più che magari l'acidità, si aggiungono a quello che è il profilo olfattivo attraverso questa forza, ripeto, degli aromi dopo il sorso.
ma soprattutto la parte interessante al palato è innanzitutto un tannino che è veramente perfettamente equilibrato, integrato. Se non lo menzionavo probabilmente neanche non ci veniva in mente di parlare, nel senso che quando trovi un vino equilibrato in cui non senti alcun discostamento o elementi che escono e che creano delle punte magari fastidiose, in realtà in questo caso l'equilibrio è forse l'elemento da valorizzare di più in questo source, con, ripeto, un tannino moderato, ma andrei nuovamente a evidenziare quello che secondo me è il punto di forza dell'azienda, cioè il potenziale evolutivo. Qui siamo di fronte ad un prodotto che potremo riassaggiare, a mio avviso, ancora tra qualche anno. Quindi interessante, ecco, questo tema di cui parlava Eden, appunto, dell'evoluzione, dell'invecchiamento, che qui abbiamo potuto cogliere in assenza, come dire, di stampelle, no? A volte no, il legno ci dà una mano, a volte alcune maturazioni particolari ci danno una mano. Qui abbiamo, come dire, il vino della zona del Piave nella veste internazionale tout court, quindi non c'è nulla da aggiungere. Beh, io se posso aggiungere una cosa, sentendo la componente aromatica di questo vino, mi aspettavo al palato un qualcosa molto più pesante, di molto più ricco, di molto più estratto. In realtà la cosa che mi piace molto di questo vino è che nonostante ci sia un eccellente potenziale evolutivo, ha un sorso fresco, ha un sorso molto fragrante, ha un sorso equilibrato, bello da bere adesso e sicuramente piacevole da dimenticare in cantina per potersi sorprendere fra qualche anno. Quindi questa cosa mi ha colpito molto positivamente su questo vino. Ringrazio molto l'azienda. Grazie. Sono io, Francesco, adesso a chiedere un abbinamento a te su questo vino. Sono curioso di sentire il tuo abbinamento su questo vino adesso. Ma io, senza andare su abbinamenti del territorio del Piave, di cui chiaramente non sono un conoscitore, è una bottiglia che berrei molto volentieri con un buon risotto con della salsiccia. Quindi un piatto che ha grassezza, un piatto che ha gusto, che ha intensità e che con questa bella freschezza, con questa piacevolezza, questo tannino ben integrato, ripulisce il palato e ti permette di assaggiare il piatto, insomma, di gustarlo boccone dopo boccone. Continuiamo a farci del male noi a quest'ora. Sì, infatti questa l'avrei evitata volentieri di dirlo perché mi ha iniziato ad avere fame. Bene, a questo punto io accolgo Fabio Cecchetto, benvenuto, per poterci parlare della sua azienda. Grazie mille. Allora, intanto mi presento, sono Fabio Cecchetto, titolare dell'azienda. L'azienda Cadiraio nasce nel 2005, grazie a comunque l'impegno da parte di mio nonno nei primi anni 60 di comunque venire a San Polo di Piave e iniziare la propria attività di contadino, quindi inizia con la vigna e poi anche l'allevamento di bestie. Arriviamo nel 2005 che mio fratello termina gli studi e iniziamo il nostro percorso vitivinicolo. L'azienda quindi è un'azienda giovane, è gestita da noi siamo 3 fratelli a condurre l'azienda, io sono il più giovane, seguo la parte commerciale. Definiamo il più vecchio che è Simone, a 36 anni, quindi siamo veramente un'azienda molto giovane. Mi piace sottolinearlo perché insomma è per me il punto di forza insomma della nostra azienda, un'azienda giovane, dinamica e aperta insomma ai nuovi trend di consumo che ha il mercato, però molto attenta a quello che il territorio ci ha lasciato e ci ha trasmesso fino ad oggi. Infatti oggi siamo l'azienda con più ettari con il sistema di allevamento Bellussera, sistema di allevamento che prima aveva iniziato ad anticipare Giampaolo, è un sistema di allevamento che è molto ampio, dove i contadini sfruttavano il suolo sottostante, perché la vigna il vigneto viene coltivato a un'altezza di 4 metri, quindi l'uva la troviamo a 2,5 metri / 3 di altezza, e il sottosuolo veniva utilizzato poi per la coltivazione del radicchio, le patate, il pomodoro, per poter tenere le bestie, quindi veniva sfruttato al massimo l'appezzamento di terra. Grazie anche alla Bellussera, questo sistema di allevamento del nostro territorio tipica, andiamo anche a ritrovare alcuni vitigni autoctoni che stavano scomparendo nella nostra zona, e noi stiamo portando avanti e comunicando molto forte, in maniera decisa, perché per noi è essenziale comunque
far capire cosa il nostro territorio può trasmettere, può comunicare. Non solo Prosecco, perché ormai veniamo riconosciuti solamente come Prosecco e Pinot Grigio, e credo che invece potremo veramente farci conoscere anche per altri prodotti che stiamo un po' dimenticando. Accenno alcuni vitigni, beh, uno è stato già presentato, è stato il primo, il Manzoni Bianco, che secondo me è un vino bianco eccellente, che veramente ci può dare tanta soddisfazione. Poi facciamo la Marzemina Bianca, il Manzoni Rosa, il Raboso, che adesso vi presenterò. Poi cosa andiamo a ritrovare ancora? Abbiamo anche adesso dobbiamo chiamarlo Thai, ma un Tokai, quindi anche un Tokai coltivato sempre a Bellussera, con un vigneto che ha 100 anni, parliamo di un vigneto secolare, le dimensioni delle viti sono più grandi della mia gamba, giusto perché non sono magrissimo, insomma, quindi veramente viti imponenti da vedere. Questa è un po', insomma, la presentazione veloce della nostra azienda. Il vino che andremo a degustare questa sera è il Sangue del Diavolo, Raboso in purezza. Partirei prima di tutto a spiegarvi il nome di questo vino, perché Sangue del Diavolo. Se avrete modo di venire in azienda oppure guardare dal nostro sito internet, vedrete che noi siamo all'interno di una borgata storica. Si capiva meglio molti secoli fa, ma l'azienda è in mezzo è all'interno di una borgata dove nel XIV secolo c'era un convento di monaci, infatti ancora ritroviamo la chiesa del XIV secolo, e la casa che è attaccata alla chiesa è la casa dove sono nato e cresciuto e dove ancora vivono i miei nonni e i miei genitori. Quello era il convento dove vivevano i monaci. E si narrava che, scusatemi, mi stavo dimenticando, c'è questa chiesa e questo monastero, logicamente restaurato, che ormai è casa nostra, e di fronte alla tenuta troviamo una torre che è sopra una collinetta di terra. Questa torre sorvegliava tutta la zona ed è, mi piace dirlo in maniera scherzosa, la famosa torre di Rai, perché noi siamo a Rai di San Polo di Piave, e Rai è la frazione di San Polo di Piave. E nelle notti di luna piena i monaci narravano che il diavolo scendeva in terra e poggiava un piede nel campanile della chiesa e l'altro piede lo andava a appoggiare nella torre. Quindi c'era questa leggenda molto particolare che ci ha incuriosito fin da subito quando l'abbiamo scoperta, che poi il tutto è nato e l'abbiamo iniziato a scoprire una volta che stavamo iniziando a pensare al nostro brand, alla nostra azienda. E abbiamo trovato questa immagine in un libro che parla del nostro territorio, di proprio il diavolo sceso in terra, questo diavolo alato che poggiava un piede nella torre e uno nel campanile della chiesa. E quindi ci siamo un po' immaginati la storia di questo diavolo una volta sceso in terra con le mani sporche di sangue, che avendo appoggiato la mano sul muro aveva lasciato l'impronta della propria mano. E quindi siamo andati a fare l'etichetta proprio disegnando raffigurando questa mano intrinsa di sangue appoggiata nel muro e lascia l'impronta, quindi la mano del diavolo, quindi Sangue del Diavolo. Il nostro vino superiore, che sarebbe il Notti di Luna Piena, che va a richiamare proprio questa leggenda, viene raffigurata proprio l'immagine del diavolo sceso in terra. Quindi siamo andati a raccontare qualcosa di nostro, qualcosa del nostro territorio, e questo insomma è per noi insomma fonte di orgoglio. Il vino che andremo a bere cos'è? Un Raboso in purezza, annata 2017. Il sangue del diavolo solitamente cosa facciamo? Il processo di vinificazione consiste, partendo dal vigneto, una parte delle uve arriva dalla coltivazione a Bellussera, una parte invece arriva dalla coltivazione a Silvaud. Il Notti di Luna Piena invece, che sarebbe il nostro step successivo, è coltivato al 100% col sistema di allevamento a Bellussera, per darvi anche questa nozione. Una parte delle uve vengono raccolte per l'appassimento e qui viene messo un 10% delle uve che viene utilizzato per questo vino viene fatto appassire, mentre il 90% delle restanti uve fa una leggera surmaturazione in pianta. Come diceva benissimo Giampaolo, il Raboso è la prima varietà a germogliare e l'ultima a essere raccolta. Giusto per darvi un'idea, noi oggi stiamo iniziando a raccogliere il Raboso, stiamo anche terminando, insomma non è che abbiamo tantissimi ettari ancora di Raboso, quindi penso che entro venerdì avremo finito la raccolta, però gli ultimi vini rossi qui nella zona li abbiamo raccolti 2 settimane fa, abbondanti, insomma. Quindi per farvi capire veramente quanto tempo ha bisogno il Raboso di maturare in pianta. Questo vino poi, una volta finita la fermentazione, logicamente anche la macerazione, fa un passaggio in legno di 2 anni, in botte grande per la parte che non viene appassita, in barrique per il vino che invece è l'uva, poi il vino che abbiamo ottenuto dall'appassimento.
Questo è un po' il processo di vinificazione che abbiamo per questo vino. Qui poi il prodotto viene messo in bottiglia e viene commercializzato all'incirca dopo 8-10 mesi dalla messa in bottiglia. Adesso possiamo passare alla degustazione. A mio avviso il Raboso ha sempre la sua caratteristica che è prepotente al naso, che è la nota di amarena, di amarasca, quella proprio forte. Quasi mi viene sempre da dire, quando si apre il vasetto della Fabbri, delle amarene Fabbri, che ha questo odore di amarena, amarasca intenso, quelle proprio nere. Io avevo aperto la bottiglia quando abbiamo iniziato la degustazione del Manzoni Bianco e mentre aspettavo mi arrivavano proprio queste folate di ciliegia sotto il naso, di amarena sotto il naso. Quindi veramente secondo me a livello olfattivo è veramente interessante il Raboso. Secondo me quando lo sentiamo al naso pensiamo di andare a ritrovare un vino al palato molto più morbido, molto più delicato, quasi dolce secondo me dalla forza a livello olfattivo che ha. Il È vero, passaggio è un in naso mente, molto dolce, hai ragione, perfettamente, è molto dolce il naso. poi si sente la nota leggera di vaniglia perché comunque l'affinamento lo si sente, non è invadente la vaniglia, volutamente perché comunque cerchiamo sempre di non cambiare completamente le botti con botti nuove, andiamo gradualmente per dare sempre questo sentore di legno molto leggero, molto delicato. Poi comunque la nota di Perdonami morte. Fabio, ci hanno chiesto una domanda per te. Cosa coltivano sotto le vigne a Bellussera? Bah, allora, una volta si coltivavano altre coltivazioni, quindi patate, tutto quello che serviva per il mantenimento di una famiglia dell'epoca. Quindi provate a pensare, oggi abbiamo i supermercati, una volta non c'erano i supermercati, quindi Certo. l'orto era sotto la Bellussera perché dovevi riuscire a concentrare la tua produzione in quel piccolo pezzo di terra che ti veniva dato in gestione, perché dobbiamo ricordare che fino agli anni 60 il Veneto era una delle regioni più povere d'Italia e c'era ancora, come in tutta Italia comunque, era un regime di mezzadria, quindi grande proprietario terriero, piccolo latifondista e ti veniva data in gestione il tuo pezzo di terra e tu dovevi poter sfruttare al massimo il tuo appezzamento perché più riuscivi a produrre, più veniva dato, più prodotto rimaneva alla tua famiglia. Solitamente un terzo rimaneva alla famiglia che conduceva il pezzo di terra. Ok, Quindi grazie mille. mio nonno, giusto per dare un'idea, ecco, apro una parentesi scherzosa, mio nonno fino a 3 anni fa, quando ancora riusciva a muoversi in maniera abbastanza autonoma, aveva ancora l'orto sotto la Bellussera perché gli avevamo tolto tutti i pezzi di terra attorno all'azienda, quindi l'unico spazio libero che aveva trovato era la Bellussera ed è ritornato quindi come una volta a coltivare i pomodori, l'insalata e tutto sotto i vigneti. Bene. Allora, prima di passare la parola anche a Giampaolo Breda, che volevo chiedere qualcosa sulla degustazione, chiedo a Luca Zamai se ci può dire l'annata del Manzoni Bianco, che mi viene richiesta dalla chat. Sì, è un 2020. Ok, grazie mille. Prego. Giampaolo? Due parole, sì, interessantissimo questo Raboso. Le vesti del Raboso sono veramente le più diversificate. Lo troviamo in quella veste spesso austera, spigolosa. Ricordiamoci che le caratteristiche di quest'uva vanno a ricalcare temi di durezza, quindi tannino e acidità generalmente. Però ripeto, le vesti sono le più disparate. Qui abbiamo un'interpretazione che si rifà a quella grande vocazione che ha quest'uva, l'appassimento. Quindi ecco che viene utilizzata una piccola percentuale di uve passite per togliere un po' di spigoli, perché effettivamente cioè, se uno non sa cosa è un Raboso, fatica, ecco, va spiegato, insomma, va comunicato. E quindi ecco che con molta intelligenza, insomma, si è andati a smussare un po' questi angoli e il discorso poi della surmaturazione o è una doppia maturazione ragionata, Fabio, quella che fate, o è proprio una surmaturazione in pianta? No, surmaturazione in pianta. E poi Ok, surmaturazione. Sì, sì, quindi insomma maggiore ricchezza ancora di sostanze, diciamo di zuccheri e quant'altro, e quindi la ricerca di un'ulteriore, come dire, morbidezza che vada a contrastare un po' sempre questa austerità, questa parte di durezza dell'uva stessa.
Per quanto riguarda la parte olfattiva, io mi ritrovo molto anche su cenni evolutivi. Marasca è centrato, cioè nel senso proprio è quella la direzione fruttata, ma non mi fermerei, andrei anche in tutta la parte evolutiva che iniziamo a cogliere appena adesso, ma che probabilmente tra qualche anno sentiremo in maniera ancora più ampia e più completa. A cosa mi riferisco? Note legate al cuoio, note speziate, sia piccanti ma anche molto dolci. Io il chiodo di garofano lo sento molto e addirittura arrivo a delle sensazioni anche di tostatura, una tostatura che mi può evocare anche il mondo da un lato della polvere di caffè, dall'altro anche ricordi di tabacco, ma quel tabacco da pipa dolce, quel tabacco da pipa da tedeschi degli anni 60 per capirci, no? Quindi un profilo olfattivo decisamente particolare, molto, molto ampio. Il palato, sì, dicevi giustamente, credi di avere un vino dolce, in realtà esce l'anima del raboso, ti fa capire, anche se abbiamo smussato qualche angolo, ti fa capire chi è, però ecco che riusciamo ad avere un palato comunque piacevole, rotondo, con un finale decisamente appagante, mantenendo pur sempre quelle che sono le caratteristiche insite proprio nel DNA del raboso. Quindi, come dire, una veste, un'interpretazione, una versione, uno stile, un obiettivo enologico raggiunto e andrei ad aggiungere a questo un tanto di cappello a voi giovani che siete riusciti con grande lungimiranza a mantenere quella tradizione legata alle bellussere che oggi vede alcuni produttori non mangiarsi le mani, mangiarsi tutto il braccio da quanto vanno a ripercorrere magari quell'errore che è stato fatto negli anni magari 60-70 in cui si voleva estirpare, tagliare, togliere via tutte le bellussere e in qualche maniera inserire i sistemi di allevamento ad alta specializzazione. Voi siete veramente tra i pochi che hanno un patrimonio dal punto di vista di sistemi di allevamento e credo che valga la pena preservarlo come state facendo voi, pur con tutte le difficoltà del caso, perché ricordiamolo, è un sistema di allevamento monumentale, altro che orto sotto, ci vuole il carro per riuscire ad arrivare a vendemmiare il grappolo, quindi insomma gli sforzi sono enormi, quindi veramente tanto di cappello, ecco. Grazie mille. Cerchiamo insomma di fare il nostro meglio, insomma. Siamo giovani e quindi ancora abbiamo le forze per poter tenere in piedi questo sistema di allevamento che comunque, come hai detto te, ci assorbe molte energie, però ci dà molte soddisfazioni perché comunque quando i clienti vedono questa cosa rimangono estasiati, increduli, non riescono veramente a capire cosa gli stai mostrando. Tante volte quando li porto a vedere questo vignetto poi che di Tokai che ha 100 anni ti dicono no, non ci credo, no, secondo me non è possibile, cioè sono dimensioni enormi, parliamo di un vigneto ancora a piede franco, quindi le viti, quelle più vecchie, non sono innestate, hanno sopravvissuto alla fillossera, quindi veramente ritroviamo una cosa unica. Che meraviglia, sono testimoni della storia, del tempo, proprio, restituiscono il tempo. 2 guerre mondiali, cioè parliamo di cose incredibili. Beh, molto evocativo, molto bello, devo dire. Bene, grazie infinite per questa condivisione e complimenti per il vino. Ma a questo punto io chiederei se ci sono delle domande, siamo a disposizione da parte appunto dei partecipanti di questa degustazione, altrimenti io passo la palla a Stefano per insomma quelli che sono i saluti e i ringraziamenti di rito. Vediamo se c'è qualche domanda. Io te ne farei una, visto che Giampaolo siamo, ecco, vedi che è arrivata, l'abbinamento del raboso, che poi il raboso, in questo caso l'abbiamo visto in questa versione appartenente alla denominazione Piave DOC, ce ne sono fortunatamente anche altre versioni dalla denominazione di origine controllata e garantita Malanotte del Piave di OCG, che si avvicina a questa versione proposta da Cadiraio, nel senso che stiamo sempre parlando di un prodotto che deriva da raboso Piave principalmente,
e che ha una sorta, diciamo, di appassimento, subisce una sorta di appassimento che varia dal 15 al 30%, quindi ci avviciniamo a quel 10, se non ricordo male, del vino proposto da Fabio per l'appunto, e una sosta in cantina di 36 mesi almeno, 12 in legno, 6 in bottiglia, per poi andarlo a commercializzare, ma tendenzialmente le aziende lo tengono maggiormente in cantina, escono dopo 4, 5, 6, 10 anni addirittura. Se non ricordo male, ad esempio, qui abbiamo l'azienda di Antonio Facchin, che produce un Malanotte del Piave di OCG 1, che quest'anno, se non ricordo male, Elena ricordami se non mi sbaglio, insomma, esce con l'annata 2011, la cantina Pizzolato è uscita quest'anno con un'annata 2017, quindi questa è una versione, ecco, che insomma, che a livello qualitativo può diciamo, sostenere gli anni. E poi il Raboso, insomma, lo possiamo trovare anche nella versione spumante, ma anche di metodi classici, per l'appunto, molto, molto buoni, prodotti da alcune aziende del territorio. Tutti i vini apro, visto che ho l'occasione di darvi questo appuntamento, che potranno essere degustati. Qui abbiamo 3 aziende e le troverete per l'appunto nel weekend prossimo a Treviso, siamo in centro storico. Sarà una 2 giorni dedicata per l'appunto al Raboso, quindi in una location proprio affine, ecco, a questo vino si potranno degustare, assaggiare le varie espressioni appunto attribuibili, diciamo, a questo vitigno. Ma non vorrei dilungarmi, insomma, tu Giampaolo cosa dici? A cosa abbineresti il Raboso, insomma, di Cadiraio? Ma allora, ci stavo pensando, in realtà a me piace molto abbinare anche il vino al formaggio, quindi ti dirò che con questo vino ci abbinerei un formaggio particolarmente stagionato o magari un formaggio più fossa, perché no? Se dovessi andare in qualcosa di più strutturato e più complesso, invece probabilmente anche una bella bistecca alla brace, insomma, ecco, male non ci starebbe. Se volessi, se no, azzardare un po' di più, probabilmente anche mi potrei divertire sempre sulle braci, magari con delle costolette d'agnello, giusto per giocare un pochettino di più con gli estremi, ecco, con questo così. La proposta giusto per completare la fame che abbiamo già in questo momento. Io l'agnello qui lo vedo benissimo, anche uno stinco di agnello, una spalla di agnello cotta a lungo, con un vino del genere ha, secondo me, un bellissimo connubio, insomma. C'è chi dice minestra di fagioli, visto le temperature che si stanno abbassando, potrebbe essere una soluzione. Beh, perché no, magari aggiungendo due cotenne, qualcosa in cottura per dargli un po' sì. più di ricchezza, perché no? Posso dirlo allora, Stefano, posso dirlo allora quello che ho raccontato l'altro giorno al Vinitaly, no? L'abbinamento Dantan con il Raboso era i fagioli, il radicchio e il lardo, fasoi, radicchio e lardo, cioè, quindi ci avviciniamo molto al concetto, ecco, di Francesco che effettivamente, ecco che quel Raboso forse nella versione anche più tradizionale, anche un po' meno morbida, ecco, anche pur con i suoi spigoli che in questo caso male non ci stanno. Bene. Se non ci sono domande, Stefano, direi che possiamo salutarci tutti insieme. Certo. Potremmo salutarci con un brindisi. Infatti, con magari scegliete voi il vino. Di levare un po' la timidezza e attivare tutte le telecamere, così magari possiamo fare un brindisi tutti insieme. Di solito. Ma sì, anche perché qualcuno ho già riconosciuto, vedo, eccolo qui, Marco, Katia, eccoci, insomma. Abbiamo la bottiglia pronta. Bene. Cin cin. Bene, cin cin a tutti e buona serata. E grazie anche alle aziende per la partecipazione, per aver condiviso questa bella oretta insieme. Grazie mille. Grazie a voi, buona serata.